Amici appassionati di futsal, un cordiale buon pomeriggio dal Pala Olgiata di Roma, seconda giornata della Serie A di futsal. In campo Olympus e Ciampino, un campionato che torna a rivivere dopo la sosta per le nazionali. Lo abbiamo detto, siamo alla seconda giornata di campionato, una seconda giornata che si è aperta ieri con 3 anticipi. Tra poco vi racconteremo anche quello che è accaduto. Concentriamoci però intanto su quello che accadrà, quello che vedremo proprio qui sul parquet del Pala Olgiata, iniziando col darvi le formazioni, partendo dal Ciampino, formazione ospite allenata da Daniel Ibañez, che schiera De Filippis, Messina, Schinina, grande ex di questa partita, Sutton, Pina, Ferretti, Diaz, Casassa, Joao Salla, Fatiguso, Folco e Carmeni. Questi gli uomini, come detto, a disposizione di Daniel Ibañez. Risponde dalla parte opposta all'Olympus con Tres, Gabriel, Isgro, Achilli, Cutrupi, Ducci, Borolo, Fortino, Luizinho, Biscossi, Rodriguez e Dimas. Questi invece gli uomini a disposizione di Daniele Dorto. Vi abbiamo detto del grande ex Lillo Schinina, sponda Ciampino, ma non possiamo non darvi anche le assenze, una importantissima per parte Olympus, che decide di rinunciare a questa partita, per questa partita, a Marceligno. Dalla parte opposta Ibañez invece lascia in tribuna Petrov, sicuramente uno degli uomini più rappresentativi di un Ciampino che comunque rosa alla mano, assolutamente potenzialità molto importanti da far vedere in questo campionato. Dalla parte opposta l'Olympus, che ha esordito con una vittoria andando ad espugnare il Pala del Mauro di Avellino, conquistando i primi 3 punti del suo campionato, e proverà a confermarsi in questa seconda giornata qui al Pala Olgiata di Roma. Un Pala Olgiata rinnovato con i LED che vedete sicuramente inquadrati dalle nostre telecamere, così come Olimpio, la mascotte ufficiale dell'Olympus, che sicuramente avrete già visto in fase di collegamento a questa partita. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i 2 quintetti. C'è Casassa tra i pali del Ciampino, dalla parte opposta sicuramente si accomoderà in porta Ducci. Vediamo già Fortino, Luizinho e Tres per l'Olympus. Ci sono invece Diaz, Joao Salla, Schinina e Ferretti in quintetto per il Ciampino. E Dimas, il capitano, l'ultimo elemento del quintetto dell'Olympus. Vi dobbiamo anche la squadra arbitrale di questa sfida. Il primo arbitro, il signor Luca Petrillo della sezione di Catanzaro, secondo arbitro Fabrizio Andolfo di Ercolano. Al crono si siede invece Ivo Colangeli della sezione di Aprilia. È davvero tutto pronto qui al Pala Olgiata di Roma. Si aspetta solamente il fischio d'inizio di Ciampino Olympus. Si parte con il primo possesso per il Ciampino. Diaz, Schinina prova subito ad imbucare per Ferretti, che fa sponda per Joao Salla. Si chiude la difesa dell'Olympus. Dimas, Luizinho, primo possesso offensivo di questa partita per i ragazzi di Daniele Dorto. Tres, Dimas, Luizinho, ancora per Rudy Neitres, uno dei confermati blues rispetto alla passata stagione. Fortino fa girare per Dimas, che prende la corsia centrale. Occhio a Dimas, pallone per Luizinho, che apre subito il piattone, e dopo 32 secondi di partita l'Olympus è avanti con il gol di Luizinho Brizzi, 1-0. Punita subito la prima distrazione difensiva del Ciampino. Luizinho non si è fatto pregare, ha aperto il piattone mancino, ha depositato alle spalle di Casassa, e dopo 32 secondi l'Olympus sblocca la partita con il gol di Luizinho. Doccia gelata per i ragazzi di Daniel Ibañez. Partita però ancora lunghissima, ovviamente, che ha tante pagine da scrivere. Luizinho, Fortino torna dall'autore del gol dell'1-0. Tres, Luizinho prova ad imbucare dentro per Dimas, la chiusura di testa di Joao Salla, e Schinina il primo ad arrivare sul pallone. Casassa di prima, costretto a spazzare in rimessa laterale. L'Olympus ha sbloccato la partita. Vediamo se il Ciampino
abbozzerà subito una reazione. Dimas prova ad andarsene in 1 contro 1, salta João Salla, prova a battere Casassa sotto le gambe, recupera il Ciampino proprio con João Salla che è defilato, prova ad indirizzare verso la porta di Daniele Ducci, pallone che sfila oltre la linea di fondo. Partita che è iniziata subito coi fuochi d'artificio al Pala Olgiata con il gol di Luizinho dopo 32 secondi. Eccolo Luizinho a gestire il possesso per Rudi Neitres, campione d'Italia con la maglia della Feldieboli. Luizinho ne sa qualcosa all'Olympus, sconfitto proprio lo scorso anno in finale scudetto dai ragazzi allenati da Salvo Samperi. Dimas dentro l'imbucata per Fortino, recupera Diaz che prova la sterzata, viene steso da Dimas, direi giusto il fallo primo di squadra per l'Olympus in questo primo tempo. Andiamo a rivedere il ritardo Dimas che va direttamente sulle gambe di Diaz e arriva il primo fallo di squadra commesso dall'Olympus. 18 minuti 20 secondi, sarà calcio di punizione per il Ciampino. È pronto João Salla sul punto di battuta. La rincorsa del numero 20, va a Salla che prova ad indirizzare sul secondo palo. Nessuno dei suoi compagni di squadra però lì ad attendere quel pallone. Le mani di Ducci che fanno ripartire l'Olympus con questa giocata corta su Luizinho. Dimas, Tres porta il pallone, lo offre ancora a Dimas che prova a scappare in banda, viene chiuso da Diaz in rimessa laterale. Se ne stanno andando i primi 2 minuti di gioco nel primo tempo. Il gol di Luizinho dopo 30 secondi a stappare questa partita. João Salla porta il pallone pericolosamente davanti all'area di porta, alla fine doppio rimpallo, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di João Salla secondo gli arbitri. La rimessa laterale in zona d'attacco per l'Olympus. Dimas scarica per Luizinho, Dimas scodella questo pallone per Fortino, arriva deciso Casassa a respingere proprio sopra la testa di Rodolfo Fortino. Qui finisce a terra Rudi Neitres che è finito a terra con troppa facilità secondo gli arbitri. Viene richiamato il giocatore dei Blues. Ciampino che ripartirà con una rimessa laterale. È entrato in campo Capitan Pina per Daniel Ibañez al posto di Schininà. Eccolo Pina che prova ad inseguire il pallone, prova anche un controllo tutt'altro che semplice con il pallone che termina in rimessa laterale. Si lamenta qui Pina perché l'arbitro ha un po' ostacolato, ovviamente in maniera del tutto involontaria, il tentativo di stop del numero 10 bomber del Ciampino. Ducci va a lungo a cercare Fortino, trova dalla parte opposta le mani di Casassa che comodo riconquista e si appoggia su João Salla. Occhio al giro palla, ma Luizinho va al recupero. Dimas si appoggia indietro su Fortino che calcia, ha aperto il mancino Rodolfo Fortino. C'era la potenza nella sua conclusione, non la precisione, con il pallone che è sfilato oltre la linea di fondo. João Salla prova lo sviluppo il Ciampino. Diaz, eccolo João Salla. Pina si fa vedere in banda Ferretti, il tocco è corto per João Salla, di prima di tocco per Diaz, arriva Tres in chiusura, pallone che è uscito, sarà rimessa laterale in favore ancora una volta del Ciampino. Ferretti, João Salla, pallone in verticale, non c'è nessuno dei suoi compagni di squadra però, e allora Ducci comodo con le mani, ha già messo in moto Dimas. Luizinho cambia lato, vuole l'isolamento in 1 contro 1 di Tres che si ferma e preferisce ragionare. Luizinho, Fortino, scambio tutto mancino tra i giocatori dell'Olympus. Tres porta il pallone, alla fine arriva Dimas a dargli supporto. Luizinho prova ad andare lungo, arriva l'anticipo di testa di Casassa su Fortino. Buona la lettura qui di Casassa che di testa è andato a respingere il pallone in rimessa laterale. Andiamo a rivedere il timing in uscita di Casassa.
rimessa laterale, quasi un corner per i blues, pallone scodellato per Fortino, arriva Diaz in netto anticipo e Ferretti può provare a puntare Luisinho, bella giocata di Ferretti che poi calcia in diagonale col mancino, davvero ottima giocata in 1 contro 1 di Ferretti, doppio passo, eccolo a disorientare Luisinho e poi mancino in diagonale, niente male la giocata del numero 11 Maia Ciampino. Tres, pallone per Luisinho, Dimas prova a restituirlo proprio a Luisinho che ringrazia il suo compagno di squadra, ma pallone che è sfilato in rimessa laterale. 15 minuti 52 secondi il guizzo di Luisinho dopo 32 secondi di gioco a stappare questo derby tra Olympus e Ciampino. Dimas troppo corto, Pina a gioco facile, si appoggia su Mirko Casassa, il lancio lungo, l'anticipo di testa di Luisinho, porta il pallone Dimas che prova ad andarsene con un tunnel, bravo Ferretti a lottare e a non mollare su quel pallone. Adesso lascia il campo per Sutton. Tresa, Luisinho, Fortino, pallone scodellato per Rodolfo Fortino che lo chiedeva però nuovamente sui piedi. Si fa vedere alle spalle Sutton che riceve adesso il pallone, proteste della panchina dei blues per un tocco con il braccio, attacca però il Ciampino, arriva la chiusura di Luisinho su Messina, Messina ex Meta Catania. Dimas, Fortino va indietro da Luisinho che alza la testa, trova una buona traccia per Dimas, controllo e scarico nuovamente su Luisinho, ancora il possesso, la lascia lì per Dimas, occhio che Luisinho viene pressato da Schirinà, senza fallo secondo gli arbitri, sarà rimessa laterale, anzi sarà rimessa dal fondo per l'Olympus, per le mani di Daniele Ducci. Entra in campo anche Cutrupi, uno dei reduci dalle fatiche della nazionale italiana. Intanto qui per un attimo il Ciampino, Fortino, Cutrupi, Gabriel, Fortino, Gabriel torna da Dimas che con l'esterno di prima prova a far correre Rodolfo Fortino, sarà rimessa laterale per l'Olympus già battuta. Gabriel, Cutrupi, Dimas porta il pallone numero 77 con l'esterno da Fortino che prova a restituirla a Dimas, con calma l'Olympus ragiona, Cutrupi, Gabriel, giro palla dei blues, se ne sono andati i primi 6 minuti del primo tempo, 1-0 decide per il momento Luisinho. Gabriel, Cutrupi a portare il pallone, torna da Fortino, Dimas prova ad andare lungo da Cutrupi, buono il controllo del giocatore dei blues, poi alla fine viene raddoppiato e Pina gli fa carambolare addosso il pallone, sarà semplice rimessa laterale in favore del Ciampino che ha risposto dopo essere andato sotto 1-0 con una bella giocata individuale di Ferretti che ha sfiorato il palo con un diagonale mancino. Messina prova ad andarsene, pallone che sfila in rimessa laterale, rimessa che sarà ancora una volta in favore dell'Olympus. 13:30 sul crono di questo primo tempo. Isgro, anche lui fa il suo esordio in questa partita e anche lui reduce dalle 2 partite della nazionale contro la Repubblica Ceca. Occhio qui a Messina che riconquista, prova anche ad indirizzare sul secondo palo. Sono arrivati 4 punti per l'Italia nelle 2 gare giocate tra casa e trasferta proprio con la Repubblica Ceca. Prima la vittoria rocambolesca a Policoro ad 8 secondi dalla fine con un gol di Fabrizio Calderolli e poi il 3-3 in trasferta. Olympus che adesso attacca
attacca con Kutrupi, con l'esterno Gabriel Isgro. Gabriel ad imbucare dentro per Borolo. Non c'è fallo da parte di Pina, riconquista il Ciampino. Sutton, Schinina, pallone gestito solo per un attimo da Messina, poi Sutton a lottare in mezzo a due, riesce ad appoggiarsi a Messina, bravo Sutton qui a combattere. Schinina, pallone per Pina, occhio alla pressione, Isgro per un attimo si ritrova lì il pallone, alla fine ancora Pina che va a sbrogliare una situazione che si stava facendo complicata per il Ciampino, a spazzare il pallone, già rimesso in campo da Ducci che ha servito Kutrupi. Isgro passa per Gabriel che torna dal suo numero 7, surplus Isgro, Kutrupi, eccolo, Anthony Isgro. Gabriel ha un po' di campo, preferisce lo scarico su Borolo che finisce a terra, non c'è fallo, doppia deviazione, Schinina a lottare, Pina porta il pallone, calcia col mancino, lo fa male però intanto gli arbitri che vanno a redarguire Angelo Schinina. Le mani di Ducci a far ripartire l'Olympus. Isgro, ci stiamo avvicinando alla metà di questo primo tempo, decide sempre Luizinho dopo 32 secondi. Gabriel, Scodella, Joao Salla di testa, Messina prova ad addomesticare e a tornare proprio da Joao Salla. Buono il recupero difensivo da parte dell'Olympus, sarà crediamo calcio d'angolo, anzi rimessa laterale per il Ciampino. Vediamo quale sarà la soluzione scelta dai ragazzi di Bagnes. Pallone scodellato per Messina che arriva col passo troppo lungo e decisamente in ritardo su questo pallone per coordinarsi nel modo giusto ed indirizzarlo in porta. Saranno ancora una volta le mani di Ducci a far ripartire l'Olympus. Isgro, Tressa, pallone per Christopher Kutrupi, Tress il velo a favorire Isgro che taglia il campo in diagonale. Kutrupi per un attimo, Borolo porta il pallone, viene chiuso in rimessa laterale dai giocatori del Ciampino, rimessa che però è per i ragazzi in maglia bianca e della quale si incarica Messina. All'indietro per Ferretti, tornato in campo Joao Salla, l'imbucata dentro per Sutton che ha provato con il passo ad arrivare giusto per coordinarsi col mancino, non c'è riuscito il numero 9 del Ciampino e dunque sfuma anche questa potenziale occasione per i ragazzi di Bagnes. Kutrupi, Tress porta il pallone, prova a servire Isgro, ancora buona la lettura in uscita di Casassa che spazza via il pallone, sarà rimessa laterale in favore dell'Olympus. 10:36 alla fine di questo primo tempo. Tress, Isgro porta il pallone, lo offre a Rudinei. Tress, sale la pressione di Sutton, buona linea di passaggio, buona trama in uscita da parte dell'Olympus. Qui però si incarta Tress che alla fine è costretto a regalare nuovamente il pallone a Diaz. Salla la gira bene di prima per Ferretti, prova le finte, poi prova ad imbucare ma di fatto rischia di lanciare il contropiede dell'Olympus. Provvidenziale la chiusura di Diaz, sarà rimessa laterale guadagnata dal numero 14 del Ciampino. Intanto per l'Olympus è entrato anche Biscossi, tantissima Lazio nella carriera di Biscossi che quest'anno ha deciso di mettersi in gioco e di accettare la proposta dell'Olympus. Diaz, Ferretti, Joao Salla, l'imbucata dentro per Sutton, bravo a difendere il pallone, torna da Diaz e poi ancora Joao Salla, è lì ad attendere l'Olympus. L'imbucata dentro per Sutton su Rudinei Tress che gli sfila il pallone, scappa via Rudinei Tress, arriva il fallo netto commesso da Sutton e direi altrettanto netto il cartellino giallo che arriva in allegato. Qui se n'era andato Tress, poteva scappare in campo aperto, direi sacrosanta la decisione degli arbitri che sanzionano il fallo di Sutton e gli assegnano anche il cartellino giallo. È comunque solamente il primo fallo di squadra commesso dal Ciampino in questo
primo tempo. Uno ne ha commesso anche l'Olympus, uno come il gol di vantaggio dei Blues grazie al mancino di Luizinho Brizzi dopo 32 secondi. Calcio di punizione battuto da Rudy Tres all'indirizzo di Anthony Sgro, che va col destro, pallone che si alza sopra la traversa. Casassa lungo a cercare Pina, la chiusura puntuale con i tempi giusti di testa di Rudinei Tres. Intanto arriva il time out chiamato da Daniel Ibañez sulla panchina del Ciampino Aniene. Eccolo qui, time out, gioco fermo al Pala Olgiata di Roma. Mettiamo un po' di ordine. 9 minuti 25 secondi da giocare. Dopo 32 secondi sbloccato la partita all'Olympus con questo gol di Luizinho ad aprire il piattone sul secondo palo. Poi la migliore occasione per il Ciampino è quella che vedete con Ferretti che se ne va con una bella giocata, calcia col mancino, pallone che poi si spegne oltre la linea di fondo. Squadre a rapporto dai due allenatori. Dicevamo di una giornata di Serie A che si è aperta ieri con 3 anticipi e che proseguirà oggi. Con le altre partite vediamo se c'è stata qualche variazione nel quintetto dell'Olympus. Direi di no, ancora Cutruppi, Biscossi, Tres e Isgro insieme a Ducci. Vediamo se anche Ibañez confermerà lo stesso quintetto in campo con Diaz, João Salla, Pina e Ferretti insieme a Mirko Casassa. Sarà rimessa laterale per i ragazzi in maglia bianca. Capitan Pina sul punto di battuta. È pronto a tornare Dimas per Daniele Dorto. Si scaldano anche, chiacchierano in panchina Fortino e Luizinho. Pina ad imbucare dentro per João Salla. Diaz la lascia lì per João Salla che prova a coordinarsi per girare in porta questo pallone. Deviazione della difesa e rimessa laterale, crediamo. Vediamo da quale punto andrà a battere Pina. Sì, rimessa laterale in zona d'attacco per il Ciampino Aniene. Pallone all'indietro per João Salla che calcia ma trova le caviglie di Christopher Cutruppi e un'altra rimessa laterale in arrivo per il Ciampino Aniene. 9 minuti 12 secondi, 1-0 Olympus. João Salla, Pina prova a tagliare il campo per Ferretti e qui bravissimo anche Ducci in anticipo a leggere quella linea di passaggio con il piattone a respingere via il pericolo. Diaz scambia con Pina che fa velo e favorisce Ferretti. Cutruppi, Tres, pallone per Isgro, torna da Rudinei Tres, sale la pressione del Ciampino Futsal, grande giocata di Cutruppi che prova ad andarsene a Ferretti. Alla fine Casassa senza pensarci su troppo, occhio qui Tres però che rischia di perdere il pallone e lo fa alla fine sulla pressione di Pina. Ferretti scambia con João Salla, la gira col piattone all'indirizzo di Pina. João Salla, Ferretti, sua la migliore occasione in questo primo tempo per il Ciampino. Diaz, João Salla, ancora per Diaz, Ferretti, giro palla ma non guadagna campo la squadra di Ibañez. Sale adesso la pressione di Biscossi, alla fine Ciampino costretto a buttare via il pallone, rimessa laterale già battuta da Anthony Isgro. Biscossi cambia lato, preciso all'indirizzo di Cutruppi. Isgro, Tres, Biscossi si muove alle spalle, riesce a tornare indietro da Anthony Isgro, prova a sfidare in 1 contro 1 João Salla, arriva Pina in marcatura su Isgro. Tres, Isgro di tocco ancora per Rudinei Tres,
ancora Anthony Sgro ad accarezzare il pallone. Kutruppi, buona qualità qui dell'Olympus che gestisce il possesso. Isgro prova il numero, se ne va Anthony Sgro che rientra sul destro, altra grande giocata, poi finisce a terra, non c'è fallo, si continua a giocare, è ancora a terra però Isgro, e allora Tres mette il pallone in rimessa laterale. A terra il numero 7 dell'Olympus, prontamente pescato dalle nostre telecamere. Qui rivediamo prima la bella giocata in banda, poi la Veronica. Non siamo riusciti a capire l'entità del contatto, crediamo con Pina fosse in questa circostanza. Comunque si è rialzato Isgro che adesso aggiunge un numero 7 e fa entrare in campo Dimas. Rimessa laterale in arrivo per il Ciampino, in arrivo anche gli ultimi 7 di questo primo tempo. Sportivamente il Ciampino a restituire il pallone all'Olympus. Luizinho, Dimas, Fortino, pallone deviato, sarà corner per i Blues. Dimas veloce all'indietro per Luizinho che la indirizza sul secondo palo, c'è stata una deviazione, sarà ancora una volta calcio d'angolo per i Blues. Tres a battere il corner, pallone scodellato per Fortino che arriva al volo. Skinina sfortunato nella deviazione, stava per infilare nella porta sbagliata il pallone, poi Fortino sbaglia il controllo. Sarà rimessa laterale per il Ciampino. Qui andiamo a rivedere questo pallone scodellato, la conclusione al volo di Fortino, e Skinina ci mette un piede, stava per sorprendere Casassa che qui è costretto sulla pressione di Fortino a rifugiarsi in rimessa laterale. Torna in campo per l'Olympus Gabriel, prova a calciare Gabriel a mani aperte, Casassa sul primo palo, poi Messina non si fida e lascia lì il pallone nuovamente per una rimessa laterale. In arrivo per l'Olympus Luizinho, Gabriel pressato, finisce col perdere il pallone, perfeziona la riconquista Messina. Skinina, Diaz trova i piedi di Fortino, eccolo Skinina ad imbucare dentro per Sutton che controlla il pallone, prova a girarsi, alla fine arriva Ducci a pulire la sua area di rigore, ha già rimesso in moto Luizinho. Fortino, Gabriel, Fortino spesso viene a prendersi dietro questo pallone, occhio qui a Dimas, raddoppiato, vince il rimpallo, si genera una superiorità numerica per Luizinho, le finte di Luizinho, bravissimo però Casassa che non si fa sorprendere dal gioco di gambe del numero 22, gli esce sui piedi sfilandogli il pallone. Qui andiamo a rivedere le finte di Luizinho, la suolata col piede mancino, bravo però Casassa a recuperare posizione e pallone. 5 minuti 44 secondi da giocare con l'Olympus che rimane avanti 1-0. Fortino, il velo per far correre Luizinho, ci mette il piede Skinina che allunga la traiettoria in rimessa laterale. Fortino, Dimas scambia con Fortino, ancora Dimas, l'uscita ancora una volta puntuale di Casassa, davvero molto molto bravo a leggere questo tipo di situazioni. Dimas, Luizinho, pallone deviato che finisce in tribuna. In arrivo un'altra rimessa laterale per l'Olympus, c'è però da recuperare il pallone dal tavolo del cronometrista che arriva adesso in campo, 5 minuti 21 secondi. Rimessa laterale in arrivo per l'Olympus di Daniele Dorto. Dimas all'indietro per Gabriel, il velo di Fortino che favorisce Luizinho. Buona la chiusura di Skinina in rimessa laterale, stava battendo erroneamente un calcio d'angolo Luizinho, richiamato dagli arbitri. Sutton per un attimo a riconquistare il pallone, riesce a perfezionare il recupero di palla
il giocatore del Ciampino, che adesso difende sull'imbucata di Messina. Torna dal numero 3 Messina, torna da Sutton, spalle alla porta, calcia Sutton, aveva trovato uno spiraglio per andare con il suo piede forte, che è il mancino. Alla fine pallone che ha colpito l'esterno della rete e l'Olympus che è già ripartita con Gabriel Fortino. Dicevamo di un Fortino che agisce quasi da playmaker, non viene a dare posizione profonda avanti, ma preferisce tornare indietro e costruire il gioco insieme ai suoi compagni di squadra. Dimas, Luizinho, pallone per Fortino, eccolo Rodolfo Fortino ad agire da pivot lo scorso anno al Napoli, una delle leggende davvero del futsal italiano, campione d'Europa con l'Italia. Messina, João Salla, Schinina, Sutton ripulisce il pallone, è bravo Fortino alla fine a farglielo calambolare addosso. Sarà rimessa laterale in favore dell'Olympus, corre il cronometro, 4 minuti 15 secondi. Olympus a gestire il possesso, Dimas, Fortino, non c'è fallo, Schinina con l'esterno, pesca João Salla che torna da Schinina, di prima per Messina, prova l'imbucata per Sutton, l'anticipo secco di Luizinho che prova anche a spingere la transizione, prova ad andare Gabriel che viene raddoppiato e perde il pallone, poi troppo lungo il lancio di Casassa all'indirizzo di Messina, con le mani Dimas. Partita abbastanza divertente, non ha regalato tantissime occasioni da gol. Intanto qui occhio al pallone perso da Luizinho e João Salla punisce l'errore di Luizinho. 3 minuti 40 secondi, pareggia il Ciampino con il gol di João Salla, 1-1. Controllo sbagliato da Luizinho sulla pressione dei giocatori del Ciampino, chiedeva un fallo il giocatore dell'Olympus. Ne è scaturita una superiorità numerica evidente per il Ciampino, che ha punito con il piattone di João Salla, tutto in equilibrio al palo Olgiata di Roma, prima Luizinho poi João Salla, è 1-1 a 3,5 dalla fine del primo tempo. Dimas, Fortino, Gabriel, va da Fortino, 2 tocchi e si passa per i piedi di Luizinho. Gabriel, Dimas, l'imbucata dentro, pallone di ritorno di Fortino, gran palla, poi Dimas, azione fantastica dell'Olympus, meraviglia il palo Olgiata, 3 minuti 15 secondi, rimette subito il naso avanti l'Olympus con il gol di Dimas, ma un'azione bellissima. 2-1. Andiamo a rivedere il colpo di Fortino, Dimas da Luizinho, Luizinho da Dimas che deve solo spingere in porta. Veramente bellissima questa azione dei Blues, che neanche dopo 10 secondi aver subito il gol dell'1-1 rimettono subito la freccia con il gol del capitano Edimar Dimas. 2-1, 3 minuti 10 secondi, si è accesa definitivamente la partita. Il palo Olgiata di Roma, Sutton a difendere, ha provato a trovare Pina, Dimas troppo corto, arriva Schinina che vince il rimpallo, Pina, Sutton calcia Ducci e poi il palo, super parata di Ducci. Cosa ha preso il portiere dell'Olympus, aiutato anche dal palo, ma se l'è meritata, un pizzico di fortuna Ducci su questa puntata di Sutton, paratissima di Ducci. Abbiamo visto un paio di cose meravigliose davvero in questo primo tempo, il gol del 2-1 dell'Olympus e questa super parata di Ducci aiutato dal palo, ma lo ripetiamo, se l'è meritata questa fortuna Ducci, ha avuto un riflesso pazzesco sulla puntata di Sutton, che adesso va anche a congratularsi con il portiere dell'Olympus, sportivo Sutton, ma davvero paratissima di Ducci.
a salvare il possibile 2-2 del Ciampino, che ha risposto immediatamente dopo aver visto nuovamente scappare l'Olympus. Pallone imbucato dentro per Sutton, che a 2 tocchi recapita il pallone dalle parti di Casassa, che torna proprio dal numero 9 che si coordina. Bravo ancora una volta Sutton, stavolta è andato con il destro che non è il suo piede. Arriva il time out, stavolta chiamato dalla panchina dell'Olympus e da Daniele Dorto. 2:43 sul cronometro del Pala Olgiata, l'Olympus è avanti 2-1 sul Ciampino Aniene. Abbiamo appena rivisto il gol del 2-1 realizzato dall'Olympus e qui la super parata, mamma mia cosa ha preso Ducci sulla puntata di Sutton. Ovviamente ci scusiamo con chi ci sta ascoltando, è Ciampino Futsal, non più Ciampino Aniene. Mi scuso ovviamente per l'errore. Comunque si torna a giocare. Vediamo i due quintetti con Fortino, Dimas, Tres, Luizinho e Ducci per l'Olympus, Joao Salla, Schinina, Sutton e Pina per il Ciampino. Ducci con le mani trova Rodolfo Fortino, Tres, Dimas, l'imbucata dentro per Luizinho che torna da Dimas, altro 3 contro 2 per l'Olympus. Fortino calcia sul primo palo, trova la risposta da parte di Casassa, ma altra buona trama, buona uscita dell'Olympus. Qui Fortino calcia debole sul secondo palo, Pina può spingere la transizione, prova ad andarsene su Luizinho che non commette fallo secondo gli arbitri. Sembrava starci qui onestamente il fallo di Luizinho, con Pina che aveva spostato il pallone, ci poteva stare un fallo all'indirizzo di Luizinho. Hanno però lasciato correre gli arbitri. Adesso Luizinho lascia il campo a Biscossi. C'è Joao Salla sul punto di battuta, il taglio di Schinina, pallone per Pina che va ad imbucare dentro per Sutton. Ducci comodo con le mani, prova anche a fare correre Biscossi che è bravo a tenere in campo il pallone e alla fine tira fuori un'ottima rimessa laterale. Davvero una bella giocata di Biscossi che era isolato praticamente sull'angolo della Pala Olgiata, è riuscito a tirar fuori una buona rimessa per i suoi. Tres, stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti. Dimas, pallone per Rudinei Tres, le finte, prova ad andarsene, viene chiuso da Joao Salla. Occhio alla superiorità numerica per il Ciampino con la puntata di Joao Salla, stavolta decisamente meno pericolosa di quella di Sutton, ma potenziale chance in contropiede per il Ciampino. Tres, Fortino, Tres cambia lato per Dimas, dentro da Tres che prova a restituire di prima con la suola, poi arriva il fallo, chiede un cartellino giallo Joao Salla. Cartellino giallo che non arriva, il fallo sì, però è il secondo di squadra per l'Olympus. Direi situazione falli ampiamente sotto controllo da una parte e dall'altra, ne ha commessi 2, questo è il secondo dell'Olympus, 1 invece per il Ciampino. Qui Joao Salla a mettere il pallone in rimessa laterale, chiede che arrivi lo spazzolone per asciugare il parquet della Pala Olgiata. E Dimas altrettanto sportivamente lascia lì il pallone per la rimessa laterale che sarà battuta dal Ciampino e da Lillo Schinina. L'imbucata dentro per Sutton, l'anticipo di Rudinei Tres
che allunga la traiettoria del pallone in rimessa laterale. 1,5, poco più da giocare nel primo tempo. L'Olympus è avanti 2-1, lo vedete anche in grafica sul Ciampino. Occhio qui al controfallo fischiato sulla rimessa di Lillo Schininà. Palla persa dal Ciampino, rimessa laterale battuta da Dimas. Biscossi in buca, trova il petto praticamente di Pina, e la rimessa laterale ancora una volta in favore dell'Olympus. Tres, Dimas dentro per Fortino. Occhio qui al Ciampino che recupera. Schininà chiama l'isolamento, chiede il taglio di Sutton. Pina calcia col mancino, deviazione, corner in arrivo per i ragazzi di Daniel Ibáñez. Schininà, scodella per la conclusione al volo di João Salla. Si era coordinato bene, era arrivato anche coi giri giusti quel pallone di Schininà, non ha però impattato a dovere João Salla. Ha quasi sbucciato con l'esterno, la conclusione volante. Fortino, Biscossi, torna da Robocop, Rodolfo Fortino. Tres, Dimas alza questo pallone, Schininà in anticipo, riesce a perfezionare solamente per un attimo, alla fine Tres. Duci, Biscossi, ultimi 40 secondi del primo tempo. Vediamo se Olympus e Ciampino riusciranno a costruirsi altre occasioni da gol. Qui Dimas va a battere il pallone da posizione troppo avanzata, viene richiamato dagli arbitri, viene fatto rettificare il punto di battuta. Fortino a portare il pallone, cambia lato per Dimas. Tres, Fortino ancora per Tres. Un brivido per i tifosi dell'Olympus, che Tres stava per perdere il pallone. Alla fine le mani di Casassa per far ripartire il Ciampino con 15 secondi sul cronometro del primo tempo. Vediamo se riuscirà a calciare verso la porta di Ducci la squadra di Ibáñez. Dimas di testa, sarà rimessa laterale per il Ciampino. Ultimi 7 secondi del primo tempo. Pallone per Schininà, altra chiusura di Fortino, altra rimessa laterale, guadagna qualche metro il Ciampino, che ha un nuovo giro sempre da questa rimessa. Pallone dentro, Ducci riconquista, prova a far correre Biscossi, ma arriva anche la sirena conclusiva della prima frazione di gioco, che l'Olympus chiude avanti 2-1 sul Ciampino. Olympus che era andata avanti con il gol di Luizinho, impattato dal piattone di João Salla, e poi una splendida azione per il 2-1. Qui abbiamo rivisto il gol del momentaneo 1-0 da parte di Luizinho, poi la bella giocata individuale da parte di Ferretti, il pareggio di João Salla con il piattone destro ad indirizzare sul palo lungo. Qui la meravigliosa azione dell'Olympus, che Dimas inizia e poi conclude sull'assist di Luizinho Brizzi. Ci prendiamo una piccolissima pausa Palolgiata di Roma per raccontarvi il secondo tempo del derby tra Olympus e Ciampino.
La Raves, società di consulenza certificata ISO 9001 e ISO 27001, propone lo sviluppo del bonus formazione 4.0, rientrante nel pacchetto di agevolazioni Industria 4.0. Sei un'azienda con dipendenti? La Raves ti offre dei pacchetti di formazione per migliorare la tua efficienza aziendale. In questo modo potrai accedere al bonus formazione sotto forma di credito d'imposta. Contattaci, pensiamo a tutto noi. Manda una mail a info@raves.com. Raves, migliora la tua azienda, massimizza i tuoi profitti. Vuoi sapere cosa rende veramente unico il caffè Rafael di Todis? Vuoi sapere cosa rende veramente unica la birra L'Arte delle Specialità di Todis? Il Covid ti ha tolto la possibilità di sentirti libero, ti ha creato ansie e paure che non avevi mai avuto. Ora basta, non farti togliere anche l'autonomia lavorativa. Noi cerchiamo personale, cerchiamo te. Possiamo avere insieme la possibilità di uscire da tutto questo e tornare a fare ciò che più ci piace. E possiamo farlo aiutando chi sta peggio di noi. Ti aspettiamo. Per informazioni e contatti www.raves.com o consulta la nostra pagina Facebook Raves SRL. Vuoi sapere cosa rende veramente unico l'olio L'Arte delle Specialità di Todis?
Bentornati al Palaolgiata di Roma, sta per iniziare il secondo tempo, anzi inizia in questo momento il secondo tempo di Olympus Ciampino, derby della seconda giornata. Intanto subito grande chance per Cutruppi in apertura di ripresa, derby della seconda giornata della Serie A di futsal. Dopo i primi 20 minuti l'Olympus ha chiuso avanti 2-1. Vediamo quale sarà il copione di questa ripresa. Qui andiamo anche a rivedere la chance sul mancino di Christopher Cutruppi. Ancora bravo Casassa a leggere la situazione, ad avventarsi sui piedi di Cutruppi e a sventare il possibile 3-1. Casassa va a lungo, pallone sfiorato di testa e recuperato da Ducci, che gioca all'indirizzo di Rodolfo Fortino. Fortino si appoggia su Tres, Isgro, Tres si fa vedere corto Cutruppi, il pallone viene toccato per ultimo da Rudy Tres, ne viene fuori una palla persa per l'Olympus e una buona riconquista in zona d'attacco per il Ciampino, che riparte da questa rimessa laterale battuta da Lillo Schinina. Pallone scodellato per Pina che indirizza sul secondo palo. Ferretti non può arrivare su quel pallone e dunque le mani di Ducci a far ripartire l'Olympus. Cutruppi, Isgro, pallone per Rudinei Tres, taglia il campo per Fortino. In anticipo su di lui Schinina, che sorride ironico all'indirizzo degli arbitri, chiedeva una spinta di Rodolfo Fortino, spinta però non sanzionata e dunque rimessa laterale per l'Olympus, già battuta da Cutruppi. Tres, Isgro prova per un attimo a pensare all'1 contro 1 su Messina, poi si ferma e decide di ragionare. Eccolo Isgro dopo la suolata di Fortino che la gira di prima per Tres. Duello tra numeri 3 con Messina, poi Fortino prova a far correre sia Isgro che Tres, nessuno dei due riesce però ad arrivare sul suggerimento di Rodolfo Fortino. C'è da asciugare forse il parquet, sì, arriva lo spazzolone in campo. Le mani di Casassa a far ripartire il Ciampino. Ferretti, Pina, Schinina, bella palla per Messina ma buona anche l'uscita coi tempi giusti di Ducci. Pallone che è diventato un assist per Tres. La rimessa laterale sarà in favore del Ciampino, l'ultimo tocco è stato proprio di Rudinei Tres, hanno visto bene stavolta gli arbitri. E Ciampino che ha già ripartito con questa rimessa laterale. Messina, pallone per Pina che prova ad allungarlo per Ferretti, non era ben coordinato. Pina, capitano e se vogliamo simbolo di questo Ciampino, che ha sempre un gol da recuperare al Palaolgiata di Roma. Fortino, Cutruppi, le finte, prova ad ubriacare Messina, alla fine si trascina la sfera direttamente oltre la linea di fondo. Christopher Cutruppi, provano a farsi sentire i tifosi da una parte e dall'altra, rumorosi quelli del Ciampino. Schinina, Pina porta il pallone, prova ad andare con l'esterno da Ferretti, dopo una doppia deviazione riesce il Ciampino ad uscirne con questo pallone per Pina. Alla fine Schinina in anticipo su Rodolfo Fortino, rimessa laterale battuta da Isgro all'indirizzo di Tres. Cutruppi, Rudy Tres porta il pallone su Schinina, taglia in orizzontale il campo, alla fine riesce a trovare uno scarico su Isgro che scambia con Cutruppi, prova a scappare Isgro, è bravo ancora una volta Ferretti coi tempi giusti senza commettere fallo. Schinina in 1 contro 1 raddoppiato, arriva il fallo di Fortino su Ferretti, arriva anche il cartellino giallo per Rodolfo Fortino.
C'era stato sviluppo dell'azione per il Ciampino con Schininà che era però isolato, allora gli arbitri non hanno, diciamo così, concesso ulteriore vantaggio ai ragazzi di Bagnes. Sono tornati sul fallo di Rodolfo Fortino che si è preso anche il cartellino giallo, il primo fallo di squadra per l'Olympus in questo secondo tempo. Pina va dritto in porta, la deviazione di Cutrupi, stava per rendere molto velenoso quel pallone. Sarà semplice calcio d'angolo per il Ciampino quando se ne stanno andando già i primi 3 minuti del secondo tempo. Schininà, scodella per Pina che prova a coordinarsi, leggermente troppo lungo il suggerimento di Angelo Schininà. Gabriel Cutrupi porta il pallone l'Olympus. Cutrupi scambia con Fortino, poi col destro che non è il suo piede. Christopher Cutrupi spedisce oltre la linea di fondo. Casassa, Schininà, Messina, torna da Lillo Schininà che prova ad imbucare, doppia deviazione, alla fine ancora Schininà ad allontanare la minaccia. Complicatissimo per Pina arpionare quel pallone. La rimessa laterale sarà in favore dell'Olympus. Gabriel, tocco fortuito di Cutrupi, pallone che comunque arriva a destinazione, ovvero tra i piedi di Antonino Isgro. Fortino, Gabriel, Cutrupi, ancora da Gabriel, giro palla dell'Olympus e Ciampino che prova a dare un pizzico di pressione. Isgro però riesce ad alzare la testa, a servire Fortino che difende su Messina. Isgro 1 contro 1 in banda su Ferretti, le finte di Isgro, arriva Schininà che lo chiude in rimessa laterale. Schininà a calciare il pallone addosso ad Isgro, a guadagnarsi, anzi a concedere un'altra rimessa all'Olympus. Rimessa laterale per i Blues. Gabriel, Fortino, Isgro, arriva il blocco di Gabriel che adesso riceve la suolata di Isgro. Cutrupi, le finte di Isgro, duello made in Italy con Ferretti. Isgro salta tutti ma trova sulla sua strada ancora una volta Casassa che ha un gesto di stizza nei confronti di Isgro. Si accendono gli animi, siamo decisamente in clima derby adesso al Pala Olgiata di Roma. 15 minuti 50 secondi, battibecco tra Casassa e Isgro che adesso però sportivamente vanno ad abbracciarsi e a chiarirsi. Sicuramente da sottolineare questo gesto di sportività tra i due. Adesso Casassa e Pina che hanno però qualcosa da dire agli arbitri. Casassa che si è un po' arrabbiato perché Isgro ha tenuto lì il piede dopo la riconquista del numero 17 del Ciampino. Ne è venuto fuori un piccolo diverbio già chiarito tra i due. Vediamo se si può riprendere a giocare. Saranno proprio le mani di Casassa a far ripartire il Ciampino. 15 minuti 50 secondi. Schininà la gioca all'indirizzo di Diaz. Schininà ad imbucare, Fortino recupera, riesce a scaricare su Cutrupi, prova le finte Cutrupi e qui poi lotta con Pina, ma la rimessa laterale è del Ciampino, già battuta. Schininà, Pina prova a puntare in 1 contro 1 Isgro, se ne va Pina che calcia col mancino ma si era già trascinato il pallone in rimessa laterale, ammonito Isgro.
è andato un po' a provocare Pina nell'1 contro 1. Scena che non è passata inosservata agli arbitri, che hanno sanzionato con un cartellino giallo il numero 7 dei Blues, Gabriel Luizinho. Gabriel, eccolo Isgro a puntare in 1 contro 1 su Diaz, le finte di Isgro che prova a disorientare Diaz, difende il pallone, torna da Fortino, di prima per Luizinho che però non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale per il Ciampino. Un po' di trash talking tra Pina e Isgro. Gli arbitri hanno visto, hanno punito proprio Anthony Isgro con il cartellino giallo. Isgro che adesso è tornato ad accomodarsi in panchina al suo posto di Dimas. Joao Salla, Skinina dentro per Sutton. Sutton che nel primo tempo ha trovato uno strepitoso Ducci sulla sua strada. Fortino prova a scambiare con Luizinho che però si era fermato dopo il contrasto. Rimessa laterale in arrivo per il Ciampino di Daniel Ibáñez. Sutton, Diaz, Skinina dentro ancora da Diaz, buona trama del Ciampino, il palo colpito da Salla, occasionissima per il Ciampino, poi Dimas e Casassa con i piedi, palo di Joao Salla ad un passo dalla doppietta. Fortino, arriva Gabriel che calcia, trova la deviazione di Joao Salla e la rimessa laterale già battuta. Luizinho prova a sorprendere Casassa, Skinina tocca per Joao Salla e difende il pallone, va da Sutton. L'impressione è che quando c'è Sutton in campo il Ciampino riesca a sviluppare con maggiore pericolosità il gioco. Skinina dentro per Joao Salla che non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale in arrivo per l'Olympus. Qui rivediamo la super occasione per il Ciampino che aveva trovato Joao Salla libero sul secondo palo. Non male l'idea di indirizzare proprio sul palo lungo il piattone da parte di Joao Salla, che è stato però fermato dal legno e dalla sfortuna per il possibile 2-2 del Ciampino. Fortino, Luizinho, Dimas, sfida in 1 contro 1, salta secco Sutton, Tres prova a cambiare lato per Rodolfo Fortino, pallone troppo arretrato quello di Rudy Tres e rimessa laterale già battuta da Lillo Skinina. Joao Salla, Diaz, Joao Salla dentro da Sutton che prova con il petto ad addomesticare un pallone tutt'altro che facile e viene fuori una palla persa dal Ciampino e l'Olympus che è già ripartita con Fortino. Dimas può puntare Diaz in 1 contro 1, le finte di Dimas, all'indietro per Tres. Luizinho prova lo sviluppo con calma, adesso la squadra di Daniele Dorto. Luizinho ancora è lì ad aspettare invece il Ciampino. Tres pensa per un attimo all'1 contro 1, trova un muro bianco davanti a lui, allora si ragiona. Fortino, Luizinho, Dimas prova a rientrare sul suo piede forte, trova uno scarico su Luizinho. Dimas dentro di prima per Rodolfo Fortino, bravo a dare aria alla manovra blues. Tres, Dimas con il controllo disorienta un avversario e poi va a calciare, trova una grande risposta con i piedi di Casassa, ma controllo da far vedere nelle scuole calcio da parte di Dimas. Eccolo qui, anzi replay che arriva un secondo dopo il controllo a seguire perfetto da parte di Dimas. Sarà corner per l'Olympus dopo la parata di Casassa. Luizinho, pallone dentro per Dimas, c'è stata una deviazione, secondo gli arbitri sarà corner ancora per i Blues. 12 minuti e 36 secondi, anzi 34 secondi, chiedo scusa, da giocare.
sempre 2-1, ma il Ciampino ha sfiorato il pareggio con il palo colpito da João Salla. Luizinho va forte sul primo palo, ancora i piedi di Casassa a respingere la conclusione dell'ex Feldieboli e Rieti tra le altre. Occhio al pallone per Tres, non si capisce con Fortino. Dicevamo di Luizinho che ha indossato tante maglie nella sua carriera, quella della Cogianco è stata una delle sue prime esperienze in Italia, poi Rieti, Feldieboli, ma anche esperienze all'estero con il Kairat in Kazakistan. Occhio qui al pallone dentro per Sutton, bravo Tres, ma lo consegna di fatto a Pina, poi finisce a terra il capitano del Ciampino. Fallo commesso da Tres, che era a terra e non poteva di certo smaterializzarsi, però ha provocato il contatto con Pina. Era a terra Tres, che si prende anche il cartellino giallo. È il terzo fallo di squadra per l'Olympus, che a differenza di quanto accaduto nel primo tempo deve iniziare a dare uno sguardo alla situazione falli. Ammonito dunque anche Rudinei Tres dopo Anthony Isgro. Sono 3 gli ammoniti dell'Olympus, anche Fortino nel primo tempo, mentre l'unico ammonito del Ciampino è Sutton, anche questo giallo arrivato nella prima frazione. Ringraziamo sempre Elisa Miucci e l'ufficio stampa dell'Olympus. Seguiamo questo calcio di punizione per il Ciampino con João Salla Schininà sul punto di battuta. Schininà apre per la conclusione col mancino da parte di Fatiguso, che viene murata in calcio d'angolo. Minuti anche per Fatiguso in casa Ciampino. Schininà al volo, Fortino prova ad avventarsi sul pallone, più veloce di lui João Salla, che si appoggia comodamente sull'uscita di Casassa. Tres in anticipo, Gabriel prova a girarla per Tres, Diaz riconquista, Fatiguso anticipato, secco da Luizinho. Occhio al 2 contro 1 che si sviluppa per il Ciampino Niene. Fatiguso, Ducci bravissimo in uscita a negare, poi Tres finisce a terra, arriva il giallo per João Salla, altro ammonito in questa partita. João Salla che dice a Tres: ti sei buttato. Curioso questo siparietto, João Salla che dice a Tres: ti sei buttato, e Tres gli ha risposto: va bene, ma ti sei buttato anche tu prima sul fallo. Qui rivediamo la parata di Ducci sul 2 contro 1 che si era sviluppato per il Ciampino. Ammonito dunque anche João Salla, è il secondo ammonito, abbiamo detto, dopo Sutton per il Ciampino. Sono 3 i cartellini gialli invece sventolati all'indirizzo dell'Olympus. È solamente però il primo fallo di squadra per il Ciampino in questo secondo tempo. Tres, Luizinho, Dimas pressato da Fatiguso, che alla fine costringe Dimas a spazzare il pallone in rimessa laterale con personalità. Fatiguso che ha avuto sul mancino la chance per il 2-2 e poi è andato a mettere pressione vincente a Dimas, propiziando il recupero palla per il Ciampino. Fatiguso che qui prova a tagliare il campo per Diaz. Non era male questo pallone da parte di Fatiguso, è servita l'uscita in scivolata di Ducci ad allungarne la traiettoria in rimessa laterale. 11 minuti 5 secondi. Diaz all'indietro per Pina, porta il pallone, calcia col mancino la risposta di Ducci, poi Diaz non si accontenta della rimessa laterale. Non era facile coordinarsi col mancino su quel pallone. Qui andiamo a rivedere la conclusione di Pina e la risposta a mani aperte da parte di Ducci. Tres
Dimas, Luizinho, Dimas Tres, giro palla che passa per i piedi di Biscossi, che poi va a prendersi il pallone di ritorno. Biscossi qui a lottare con Casassa. Subito un colpo il portiere del Ciampino. Vanno a chiarirsi qui Casassa e Biscossi. Luizinho, Dimas, Tres, perde il pallone, 3 contro 3 per il Ciampino che si sviluppa. Tornata però bene in difesa l'Olympus. Pina prova ad aprire il destro, trova una deviazione e la rimessa laterale a grandi passi. Stiamo volando verso la metà del secondo tempo con l'Olympus che resta avanti 2-1 in questo derby col Ciampino. Ciampino che però in avvio di ripresa ha colpito un palo clamoroso con Joao Salla e ha avuto con Fadiguso la chance, un'altra chance per il potenziale 2-2. Diaz cambia lato, Joao Salla riesce a tenerla in campo, offre ancora a Diaz. Fadiguso pressato da Biscossi, Diaz riesce a liberarsi del pallone, Dimas per un attimo, Fadiguso la mette giù, regala un grande assist a Joao Salla, poi l'intervento in scivolata di Tres che non commette fallo secondo gli arbitri. C'è da asciugare però il parquet secondo Rudinei Tres. Arriva adesso lo spazzolone in campo, Tres che non ha colpito Joao Salla, ma comunque a scusarsi il numero 3 dei Blues. Le proteste di Joao Salla, ha rischiato comunque Tres perché era in leggero ritardo su questo intervento in scivolata. Adesso Dorto che fiuta il pericolo, lo toglie dal campo, fa tornare Gabriel. Ducci con le mani, 10 netti da giocare in questo derby valido per la seconda della Serie A di futsal. Fadiguso per un attimo, anche Joao Salla. Dimas perfeziona, offre il pallone a Biscossi che va dentro da Gabriel in ritardo. Fadiguso su Gabriel, è il secondo fallo di squadra commesso dal Ciampino. 3 ne ha commessi invece l'Olympus. Qui vediamo Fadiguso in leggerissimo ritardo, quanto basta per commettere fallo ai danni di Gabriel. Rimessa, anzi calcio di punizione, chiedo scusa, battuta da Dimas all'indirizzo di Gabriel che porta il pallone, aspetta che l'Olympus si disponga in fase di possesso. Biscossi all'indietro da Dimas, contromovimento di Biscossi che dà una linea di passaggio a Luizinho, poi il taglio dell'ex Lazio. Luizinho porta il pallone, viene raddoppiato Joao Salla. Luizinho per un attimo con un braccio, Joao Salla egoista, non serve il pallone a Diaz, preferisce ad andare alla conclusione. Scelta forse sbagliata da parte di Joao Salla. Pallone imbucato dentro per Biscossi, spalle alla porta, prova a difenderlo, alla fine guadagna una rimessa laterale. Gabriel, Luizinho ancora da Gabriel. Dimas può puntare Fadiguso, prova ad andarsene Dimas, sarà rimessa laterale ancora una volta per l'Olympus. Fuori Joao Salla, torna in campo Angelo Schinina. 8 minuti 50 secondi da giocare. In arrivo in questo momento al palo Olgiata di Roma. Ducci dentro da Biscossi, bravo ancora ad arrivare in anticipo su Diaz. Non era male neanche l'idea per Luizinho che non arriva sul pallone ma ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Risultato però una palla persa per l'Olympus e Ciampino che prova ad attaccare con Ferretti, chiuso da Biscossi. Pallone rischiosissimo all'indietro per Ducci.
Ha rischiato tantissimo qui Biscossi con Ducci che si era allargato per dare una linea di passaggio. Andiamo a rivedere, pallone che non aveva varcato la linea di porta, ma rimane altissimo comunque il rischio corso dall'Olympus, che stava per combinare la più classica delle frittate. Dimas, Gabriel, Kutrupi, tornato in campo il numero 10, offre ancora a Gabriel che se ne va con una bella giocata, poi va da Dimas. Aveva fatto tutto bene Gabriel, ha sbagliato probabilmente la cosa più semplice, ovvero il passaggio in banda all'indirizzo di Dimas. Casassa lungo, non riesce a trovare Sutton che si scusa comunque con il suo compagno di squadra per non aver dato una buona linea di passaggio. Gabriel con l'esterno per Kutrupi, Dimas si dimentica il pallone, poi lo ritrova, Schininà per un attimo, doppio rimpallo, Sutton si appoggia all'indietro da Casassa che però non può arrivare sul pallone e allora Kutrupi va a battere velocemente, sbagliato il tocco all'indirizzo di Fortino, ne viene fuori comunque una rimessa laterale in favore dei Blues. 7 minuti 55 secondi da giocare al palo Olgiata, l'Olympus resta avanti 2-1 su un ottimo Ciampino comunque in questo derby. Gabriel Dorto sta per dare minuti anche ad un altro prodotto del vivaio dell'Olympus, ovvero Simone Achilli. Kutrupi, Gabriel, Dimas taglia in diagonale questo pallone irraggiungibile però per Rodolfo Fortino. Sarà Ferretti ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale, scambia 2 volte con Schininà che poi è costretto a spedire lungo questo pallone. Sutton lo ripulisce difendendolo col fisico su Gabriel. Schininà, Sutton, Ferretti, pallone per Schininà, dentro da Sutton, anticipato, Fortino per un attimo, arriva Ferretti, alla fine Gabriel senza pensarci troppo su, apre il piattone, spazza in rimessa laterale, spazio l'abbiamo detto anche per Achilli, per l'Olympus. Ferretti, Schininà, Messina per Ferretti che non riesce a tenere in campo il pallone secondo gli arbitri. Rimessa laterale già battuta dall'Olympus, l'imbucata dentro per Fortino, controllato da Schininà, pallone che sfila innocuo oltre la linea di fondo. Stiamo per entrare nel clutch time di questo derby qui al Palo Olgiata. Olympus che riconquista il possesso con questa rimessa laterale. Achilli, Kutrupi prova a puntare Ferretti, poi va da Fortino che torna da Kutrupi, la puntata mancera di Christopher Kutrupi, se lo è inventato il gol del 3-1 Christopher Kutrupi che poi va a ringraziare Fortino per l'assist. 6 minuti 50 secondi tris Olympus con Christopher Kutrupi. È arrivato il gol del 3-1 realizzato da Christopher Kutrupi, chirurgico con la puntata mancina sul palo lungo. E adesso portiere di movimento per Daniel Ibañez. Siamo di fronte a un altro momento possibile, momento di svolta di questa partita. Sutton, Joao Salla, è proprio lui ad indossare la maglia rossa da portiere di movimento. Salla, Schininà,
doppio scambio tra Joao Salla e Schinnina, muove il pallone il Ciampino, la conclusione di Fatiguso, deviata, anzi no, secondo gli arbitri sarà rimessa dal fondo per le mani di Ducci. Gabriel Fatiguso per un attimo va a lottare sul contrasto con Christopher Coutroupi, pallone lungo proprio per il numero 10 che prova in qualche modo ad arpionarlo e ci riesce alla fine. Fatiguso lo spinge via e si guadagna la rimessa dal fondo. Casassa, Diaz sale in pressione l'Olympus per impedire al Ciampino di rimettere il portiere di movimento. Buona traccia qui però per Sutton, in mezzo a due difende il pallone, bravo Sutton a ripulirlo per Schinnina. Fallo commesso da Chilli, è il quarto di squadra per l'Olympus. 6 minuti 1 secondo, 2 gol di vantaggio per i Blues. Portiere di movimento per il Ciampino che deve provare a risalire la china in questo derby, dopo che Christopher Coutroupi, la sua Coutroupi mask, come vediamo dalle telecamere sempre puntuali a regalarci anche i dettagli qui dalla Pala Olgiata di Roma. Dicevamo, dopo che Coutroupi con la puntata chirurgica ha stampato il 3-1 sul tabellone della Pala Olgiata, Fatiguso sempre portiere di movimento in campo per il Ciampino, ma non è più Joao Salla bensì Diaz. Eccolo Joao Salla in possesso a scambiare con Sutton. Fatiguso, qualche difficoltà nel controllo, si avventa sul pallone Coutroupi, sfera che viene allungata oltre la linea di fondo e dunque calcio d'angolo già battuto all'indirizzo di Joao Salla. Schinnina, Joao Salla, Fatiguso, muove il pallone il Ciampino. 5 metri da giocare della sirena conclusiva della partita. Schinnina, Sutton, Fatiguso, torna da Sutton, occhio alla pressione di Fortino. Fatiguso per un attimo, Gabriel che ha provato a girarla subito in porta, ha trovato la deviazione e la rimessa laterale per l'Olympus. Coutroupi scodella male però all'indirizzo di Fortino. Rimessa laterale per il Ciampino. Sutton indirizza il pallone a Pina, sarà il numero 10 capitano ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Diaz sempre con il portiere di movimento, ovviamente ora più che mai Daniel Ibañez scarica qui il destro Pina, la parata di Ducci, poi il pallone è spazzato in rimessa laterale. Sutton all'indietro per Pina, Joao Salla, Pina calcia, altra deviazione, altra rimessa. Pina ancora, sempre Ciampino in possesso con 2 gol da recuperare nel derby qui al Pala Olgiata. Schinnina, la gira di prima per Pina che ha provato ad andare col mancino, ha trovato ancora una volta le gambe di un attento Ducci a murargli la conclusione. Joao Salla, Pina, Joao Salla, Diaz, 4 minuti 40 secondi, Ciampino che prova ad alzare col portiere di movimento i giri del motore. Joao Salla, Pina, Sutton, ancora da Pina con l'esterno, il pallone per Joao Salla con le braccia dietro la schiena. Daniel Ibañez ad osservare, Ducci prova ad andare lungo da Coutroupi, Pina per un attimo, poi Coutroupi si coordina per andare al volo col mancino. Conclusione alta di Christopher Coutroupi che ha assolutamente nel repertorio questo tipo di gol. Joao Salla costretto sulla pressione del Blues a spazzare in avanti questo pallone e a riconsegnarlo ai ragazzi di Daniele D'Orto che potranno ripartire dalle mani di Ducci. Achille, Luizinho, Ducci prova ad andare lungo, pallone che arriva tra le braccia
di Casassa, altro rilancio, Tres di testa. Rimessa laterale per il Ciampino, ultimi 4 minuti di questo derby. Al palla Olgiata, Joao Salla, Diaz, Joao Salla scambia con Sutton, dentro il pallone per Pina, Diaz, Skinina, prova a girarla, arriva alla chiusura di Tres. Diaz, Skinina, Joao Salla, Pina, occhio a Sutton che calcia, si era ricavato mezzo metro per andare col destro che non è il suo piede. Arriva il time out chiamato da Daniele Dorto e dalla panchina dell'Olympus. 3 minuti 29 secondi da giocare qui al Pala Olgiata di Roma. Nel derby contro il Ciampino l'Olympus è avanti 3-1, intanto scorrono le immagini con i gol di questa partita. L'1-0 momentaneo di Luizinho, impattato da Joao Salla, poi questa splendida azione iniziata e conclusa da Dimas, scambio con Fortino con l'esterno per Luizinho che è altruista e mette in porta Dimas per il 2-1. E poi sull'asse Cutruppi Fortino l'Olympus trova il gol del 3-1. Tre e mezzo da giocare. E Ducci che fa ripartire l'Olympus dopo il time out. Fortino, Dimas, Trezza. Vediamo se l'Olympus proverà un po' a giocare anche col cronometro, a congelare il possesso. Dimas, pallone per Luizinho e stavolta non riesce come nel primo tempo ad indirizzare in porta il pallone. Occhio qui all'anticipo secco di Tres, arriva Luizinho che perde il contrasto con Faticoso ma riesce a trovare Tres, poi Dimas, poi Luizinho e poi Casassa a tenere in piedi il Ciampino. Fortino qui allunga, ovviamente non volontario questo retropassaggio per Ducci che può tranquillamente controllare con le mani, ma Olympus ad un passo 2 volte dal 4-1. Luizinho, occhio a Dimas che ha campo da attaccare ma commette un errore non riuscendo a perfezionare il controllo. Rimessa laterale in arrivo per il Ciampino, Pina, Joao Salla, sempre portiere di movimento per Daniel Ibañez. Joao Salla cambia lato, trova Faticoso che calcia, Gabriel esulta per aver murato questa conclusione. 2-20, 2 come gol di vantaggio dell'Olympus che il Ciampino deve provare a recuperare per portarsi a casa almeno un punto in questo derby. Skinina, Joao Salla, Faticoso torna da Joao Salla, Skinina, Joao Salla calcia, trova la schiena di Rudinei Tres. 2 minuti tondi rimasti da giocare che iniziano con la rimessa laterale in favore del Ciampino. Joao Salla, Pina, Joao Salla, Skinina, cambia lato per Pina, buona superiorità numerica generata dal Ciampino all'ultimo tocco di uno sfortunato Pina. Rimessa laterale per l'Olympus, Gabriel prova a sorprendere Casassa ma di fatto riconsegna il pallone al Ciampino. Proprio Casassa con le mani prova ad andare lungo da Sutton che la spizza di testa, provato a girarla verso la porta di
Daniele Ducci. 1,5 alla fine di questa partita. Dimas può attaccare, prova a girarla sul secondo palo, viene chiuso da Pina in rimessa laterale. Fortino, Tres, Olympus che gioca col possesso e col cronometro del palo Olgiata. Tres, Fortino dentro per Kutrupi che riesce solo per un attimo a deludere Casassa, poi pallone che sfila oltre la linea di fondo, ma buona trama dell'Olympus che aveva liberato praticamente in campo aperto Christopher Kutrupi. Diaz, Pina, pallone dentro, l'anticipo secco di Tres, Diaz per un attimo, poi riesce a perfezionare il recupero e ad appoggiarsi su Joao Salla. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto e il Ciampino deve necessariamente affrettare i tempi e provare a forzare qualche giocata. Qui la deviazione di Kutrupi, sarà calcio d'angolo per la formazione ospite. Schinina prova a coordinarsi, occhio perché si è fatto male Schinina. Crampi per il numero 8 del Ciampino che chiede soccorso alla panchina dell'Olympus. Sentito tirare Schinina dopo essersi coordinato per la conclusione volante. Andiamo a rivedere, eccolo Schinina che poi si è accasciato subito a terra. Crampi forse al polpaccio della gamba sinistra. Si rialza Angelo Schinina che zoppicando se ne torna in panchina, al suo posto Fatiguso. Luizinho spedisce in avanti su Dimas, Fatiguso a chiudere in rimessa laterale. Dimas, Tres, ma corre il cronometro, 50 secondi per le speranze del Ciampino, 50 secondi che separano l'Olympus dalla seconda vittoria in 2 partite in questo campionato. Fortino, Luizinho, scippato da Sutton che prova a calciare, guadagna la rimessa laterale e una nuova chance con il portiere di movimento con 29 secondi sul cronometro per il Ciampino. Pina, Joao Salla, pallone gestito dai ragazzi di Bagnez che però devono necessariamente accelerare e forzare una giocata. Pina calcia sul secondo palo, Gabriel spazza, pallone che colpisce il soffitto del palo Olgiata e sarà rimessa laterale. Diaz, Pina, ma mancano solamente 10 secondi alla fine di questo derby. Pina calcia, pallone deviato, sarà nuovo corner per il Ciampino. Sutton riconquista il pallone, va lui ad incaricarsi all'indietro per Joao Salla. Ultimi 4 secondi, prova ancora a calciare Pina che ha perso i parastinchi, ma si attende solamente la sirena. Si scambiano il 5 i giocatori dell'Olympus. Seconda vittoria in 2 partite per la squadra di Daniele Dotto. Arriva su questa rimessa laterale la sirena. L'Olympus batte 3-1 il Ciampino nel derby e si conferma punteggio pieno in campionato. Non muovetevi perché voliamo in campo per le interviste flash mentre scorrono le 2 squadre a salutarsi al centro del rettangolo di gioco. Tra poco vi mostreremo anche i gol e le azioni principali di questa partita. Restate con noi perché andiamo subito in campo per regalarvi l'intervista flash post gara.
Siamo live sul parquet del Palaolgiata di Roma, immediato post gara di questo derby tra Olympus e Ciampino, vinto 3-1 dai Blues. Siamo in compagnia di Capitan Pina. Pina, è stata una partita molto equilibrata, l'avete condotta sui binari dell'equilibrio fino alla fine, poi il gol di Cutrupi l'ha fatta un po' girare. Sì, lo sapevamo che era una partita complicata, dura e difficile, loro sono una rosa che puntano a vincere il campionato. Si è decisi i dettagli, noi siamo arrivati, non abbiamo fatto i gol, loro in 3 opportunità sono stati fortunati e hanno vinto la partita. Cosa lascia questo derby? È più la gioia, tra virgolette, di essersela giocata alla pari contro una delle candidate alla vittoria finale, o il rammarico per non aver portato a casa almeno un punto? Un po' di tutte e due, un po' di rammarico e comunque lo sapevamo che era difficile, quindi siamo fiduciosi, dobbiamo lavorare tanto ancora. La stagione è ancora lunga, siamo solamente alla seconda giornata, ma che obiettivo si è dato per questo campionato il Ciampino? No, sinceramente non abbiamo un obiettivo, cioè nel senso che dobbiamo giocare partita per partita, poi si vede che succede. Sicuramente il principale è non retrocedere, alla salvezza, poi si vede. Grazie a Capitan Pina, lo mandiamo insieme ai suoi compagni di squadra, aspettiamo un contributo anche da parte dell'Olympus, sempre rigorosamente in diretta qui dal parquet del Palaolgiata. Dovrebbe esserci Daniele Dorto, eccolo qui, che ci sta raggiungendo verso la nostra postazione. Eccolo Daniele Dorto per commentare con lui. Buonasera mister, per commentare con te questa vittoria nel derby. È arrivato un 3-1, 2 partite, vi confermate a punteggio pieno? Sì, diciamo che è stata molto difficile, una squadra molto forte, loro abbiamo fatto una grande partita e sono contento perché piano piano stiamo trovando l'amalgama giusta. Inevitabile concedere anche qualcosa al Ciampino, però direi che l'Olympus anche stasera ha dato prova di ottima solidità. Sì, siamo una squadra molto solida, calcolando che non ha giocato nemmeno Marcelinho, che per noi è forte e importante perché veniva da Nazionale, Sgro uguale, Cutrupi ha giocato, però insomma erano un po' affaticati, però alla fine abbiamo meritato il risultato. Un'ultima considerazione: nell'economia di un campionato lungo e difficile, com'è, molto equilibrato direi, come questa Serie A di quest'anno, quanto è importante partire subito bene e indirizzare la propria stagione? È importantissimo perché bisogna fare i punti adesso che tante squadre ancora sono amalgamate e noi diciamo l'intelaiatura è sempre quella dell'altro anno e dobbiamo cercare sempre subito di fare punti e andare avanti. Ringraziamo Daniele Dorto, è davvero tutto dal parquet del Palaolgiata di Roma. Risultato finale: l'Olympus si aggiudica 3-1 il derby contro il Ciampino e rimane a punteggio pieno in campionato. Un buon proseguimento di serata a tutti voi.